Finalmente si parte, emozioni, sensazioni e soprattutto curiosità nel vedere scendere in campo il nuovo Real Bardolino targato Padovani Trentin. Non poche, comunque, le problematiche per i due tecnici lacustri in questo mese e mezzo di preparazione nell'allestire l'organizzazione di gioco di una formazione completamente nuova, con molte debuttanti per la categoria. Oltre a questo, il problema dell'estremo difensore, più comunemente detto portiere. La giovane e promettente Alicò, spesso e volentieri caduta in amnesie colossali, non degne di lei, e della più esperta Begnoni in fase di recupero per i ben noti problemi fisici avuti in passato. È chiaro, i vecchi del calcio hanno sempre detto che le formazioni vincenti nel tempo si fanno con i migliori giocatori delle categorie inferiori. Questo è stato anche il credo del presidente Battistoli, nell'allestire la rosa con giovani, promettenti giocatrici unite allo zoccolo duro della passata stagione. Ora, come sempre, è il campo che dirà la verità, o la mezza verità. Per quella bisogna aspettare almeno 3-4 giornate di campionato.